fatto che quelli mi hanno fatto sedere dietro il tavolo, non me l'avevo sconosciuto. Vabbè, ci arrivi all'ultimo minuto. Rischiando il primo fallo ad Angelo Harrison. James Young III. James Young III a 3 punti. Andrea De Nicolano. Il primo fallo per Amedeo Tessitori.
Fischiato il primo fallo a Publio Polycarp. Fischiato il primo fallo a Young the Third, contro l'Indici. Cambio nell'Umana Meyer, esce Jordan Parks ed entra Davide Casarin. Fischiato il secondo fallo ad Angelo Harrison. Cambio per la metropolitana Treviso, esce Angelo Harrison, entra Leonardo Facciano. Secondo fallo per il numero 13, Young the Third. In lunetta c'è Amedeo Tessitori.
Cambio per Romana Reyer, doppio cambio, entrano Barry Brown Jr. e Jeff Brooks. Primo fallo per Barry Brown Jr. nel multiplo di Treviso esce gli under turf ed entra il capitano Alessandro Zanelli. Primo fallo per il numero 1 Booker. Il momento a tutti liberi per Rachel Tucker, ci sono dei cambi. Romana Reyer, rientra Jordan Parks. Uno per Rachel Tucker, entra Alex O'Connor. Vale il canestro di Polycap, avrà anche un tiro libero supplementare e c'è anche il primo fallo per Jordan Parks nel Nutribullet Treviso, è entrato il numero 25 Perry Allen. Polycap.
Si è fatto largo. C'è il primo fallo per il numero 25, Allen. Jordan Parks. Alex O'Connell. Vale canestro per il numero 25 Terry Allen, avrà anche il libero supplementare. C'è anche il primo fallo per Alex O'Connell. Nel Nutribullet Treviso entrano David Tolesani. Alex O'Connell. Alessandro Zanelli. La bomba di Barry Brown Jr. Viene rischiato il primo fallo a Davide Casalin. In unità tutti i libri per Alessandro Zanelli. No. No. Alessandro Zanelli. No. Bene amici, un saluto al sindaco di Venezia e della città metropolitana Luigi Brugnano. È finita.
Jeff Brooks. Si chiude il primo quarto, questo il risultato Montecore Treviso 22, Umana Reyer 21. Potete vedere la partita su Antenna Sud in diretta, in streaming. Una cosa che forse che metto per terra il computer qua è un po'... non metto qua per terra.